Ben ritrovati dalla redazione. Lutto nella comunità italiana in Slovenia e Croazia. È scomparso all'età di 70 anni Roberto Battelli, ex deputato della comunità italiana al Parlamento di Lubiana per 8 legislature. Venne eletto la prima volta al Parlamento sloveno nel 1990, poco dopo l'indipendenza della Slovenia dalla Jugoslavia. Contribuì a redigere una carta dei diritti della minoranza italiana e della minoranza ungherese in Slovenia. Nel 2022 l'allora capo di Stato sloveno Borut Pahor consegnò a Battelli, in occasione della festa della statualità, l'ordine al merito per il pluriennale contributo dato allo sviluppo della democrazia in Slovenia, per il ruolo svolto nella tutela della comunità italiana. Fu la prima volta che un appartenente alla comunità nazionale italiana venne insignito di un'alta onorificenza slovena. È stato anche tesoriere dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Nella serata di ieri un'indagine del nucleo della polizia giudiziaria di Trieste, con l'ausilio di operatori del nucleo contrasto violenza, stalking e abusi della polizia locale, mirata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ha portato all'arresto di un cittadino di origini pakistane del 1991 trovato in possesso di un significativo quantitativo di hashish. L'indagine è partita qualche settimana fa a seguito di alcune segnalazioni ricevute da diversi residenti di un comprensorio abitativo nei pressi di via di Giarizzole, i quali avevano notato un anomalo andirivieni di individui nelle aree verdi interne dell'isolato, spazi fruiti da persone anziane e dotate di aree gioco attrezzate per lo svago dei bambini. Il PM chiede il rigetto della richiesta da parte del questore della misura di sorveglianza speciale per l'animalista Laura Zorzini. Il giudice si è riservato: entro 30 giorni sarà comunicata la decisione. Zorzini aveva guidato la scorsa Pasqua una protesta durante la messa nella chiesa di Sant'Antonio, anche se la notifica della sorveglianza speciale le era stata recapitata poco prima dell'azione per altri atti di protesta commessi in passato. Si tratta di una misura di prevenzione che prevede limitazioni della libertà personale diverse a seconda dei casi per persone che non hanno rispettato l'avviso orale del questore. Fuori dal tribunale si è radunato un presidio con alcune decine di manifestanti a sostenere l'attivista. In aula il PM Cristina Bacer, il giudice Enzo Truncellito a presiedere il collegio. Cronaca ancora: si sente male in bicicletta e cade. Per i soccorritori lo portano a Cattinare in elicottero. È successo a un uomo sulla Settantina e in Marina Giulia Monfalcone nella prima mattinata di oggi. Il 118 è intervenuto sul posto dopo una chiamata e ha trovato l'uomo riverso a terra in coma accanto alla sua bicicletta. È stato stabilizzato e intubato sul posto, poi portato all'ospedale di Cattinare in codice rosso con l'elicottero regionale. Non aveva documenti con sé, la sua identità non è al momento nota. Uno sguardo ora alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo coperto salvo qualche schiarita sulla costa, vento da sud, precipitazioni abbondanti o intense in montagna, specie sulle Giulie, e nel corso del pomeriggio da moderate ad abbondanti. Sempre dal pomeriggio in pianura soffierà vento da nord sostenuto forte, mentre sulla costa soffierà bora anche forte. Miglioramento in serata quando si registreranno le minime della giornata. Per quanto riguarda le massime, invece, fra i 15 e i 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.